Buongiorno e ben trovati al telegiornale del Veneto. Il terremoto che stanotte ha sconvolto l'Italia centrale, Lazio, Umbria e Marche, le zone più colpite. 38 finora i morti accertati, ma ci sono ancora molte persone sotto le macerie. La scossa è stata avvertita anche nelle nostre città e subito dal Veneto si è iniziato a lavorare per portare aiuti nelle aree terremotate. Il primo contingente dei Vigili del Fuoco stamane era già in strada a poche ore dalla prima scossa. Barnaba Ungaro. Poco dopo l'alba, da Verona, la prima partenza dal Veneto dei Vigili del Fuoco verso le zone del centro Italia devastate dal sisma. 9 uomini a bordo della colonna mobile per il soccorso tecnico urgente. Nella prima mattinata a Mestre i preparativi di un contingente dei comandi di Venezia e Treviso specializzato in ricerca persone su macerie, con anche 3 unità cinofile. 5 mezzi pesanti al seguito, con strumentazioni e attrezzature particolari per lavorare sulle macerie. Ok, a posto qua, su allora. 37 i vigili del fuoco partiti con una preparazione specifica. Ci sono delle tecniche di penetrazione sotto le macerie atte a individuare prima con le unità cinofile le eventuali persone rimaste coinvolte e poi con tecniche particolari di penetrazione in sicurezza del nostro personale si riesce in qualche modo a penetrare e con aiuto di attrezzature speciali a metterli in salvo. Già durante il viaggio i contatti con le zone terremotate. Raccogliamo più informazioni possibili per capire un attimo com'è la situazione lì sul posto. Vediamo di fare un po' di squadre, vediamo di dare un po' di compiti in maniera tale di arrivare lì e iniziare subito a lavorare. Nella spedizione anche un medico ed un infermiere del 118 provinciale di Venezia, addestrati proprio insieme ai vigili del fuoco per le calamità. Le esercitazioni sono quello dell'andare a associare la capacità tecnica dei vigili del fuoco ad avere il supporto sanitario di personale esperto come quello del 118 SUEM. Quindi hanno bisogno le vittime che devono essere e sono recuperate. Da Treviso poi la partenza di altri 11 operatori con strutture di supporto logistico per creare campi base operativi. Questo è il contingente veneto dei Vigili del Fuoco. Opererà in particolare nella zona di Amatrice, in provincia di Rieti, una delle più colpite dal sisma di questa notte. E pronti a partire in aiuto nelle zone terremotate anche gli alpini. Oltre un'ottantina i volontari già allertati dovranno allestire un campo di accoglienza per 250 persone. Il coordinamento di uomini e mezzi si trova a Motta di Livenza nel Trevigiano. Per noi è andata a Stefania Bolzan. La prima chiamata ai vertici del terzo raggruppamento triveneto dell'Associazione Nazionale Alpini arriva alle 6:30. Meno di 2 ore dopo al magazzino della colonna mobile nazionale di Motta di Livenza, assieme a uno in Lombardia, l'unico del genere in Italia, vi sono già 8 persone che lavorano alacremente. Preparano il materiale che servirà ad allestire un campo di accoglienza per 250 persone in uno dei comuni più colpiti dal terremoto di stanotte. Dal magazzino di Belluno sono arrivati i mezzi pesanti. Caricare tutto il materiale che vediamo qua in magazzino, che serve appunto per allestire un campo d'accoglienza, ci vuole qualche ora. 3 dei nostri volontari del gruppo ricognizione, che sarebbe proprio il gruppo di esperti che viene fatto partire in prima istanza, alle 6:30 questa mattina era già in viaggio. La colonna di mezzi è prevista in partenza da Motta di Livenza dopo le 15. La destinazione di questo materiale verrà resa nota strada facendo. Nel frattempo camion e furgoni partiranno alla volta della provincia di Rieti. 84 i volontari che scenderanno con questa prima squadra. Alcuni partiranno dall'Alto Vicentino, altri proprio da qui. Tra loro anche 2 uomini di Motta di Livenza. Perché lo fa? Per spirito di volontariato in ogni caso, perché poi mi è sempre piaciuto aiutare gli altri. E in questi momenti dovremmo essere molti di più. Noi nel frattempo abbiamo il compito del logistico, quindi preparare tutto il campo per le persone disagiate e quindi avere cura di loro nel dare da dormire e da mangiare. L'arrivo sui luoghi del terremoto è previsto in tarda serata, poi altre 6-8 ore per il montaggio del campo che prevede bagni, docce, una cucina industriale e la mensa. Alle prime luci dell'alba di domattina tutto dovrebbe essere pronto. In campo naturalmente anche la protezione civile a Marghera, il coordinamento della Regione Veneto. Tutto è pronto in attesa delle richieste della sede centrale di Roma. Milva Andriolli.
Rispettare il protocollo collaudato, non fare di testa propria, neanche se per solidarietà e a fin di bene. Parola d'ordine: coordinamento. Nella sede della Protezione Civile regionale a Marghera arrivano in videoconferenza dalla commissione speciale che fa capo a tutti i dipartimenti le richieste. Coordina sul territorio regionale il direttore Luca Soppelsa. La Regione Veneto ha dato la disponibilità sia del modulo per assistenza alle persone per 250 persone e anche 6 unità cinofile. Per quanto riguarda le unità cinofile, 2 sono in viaggio in questo momento con l'elicottero della Regione destinati alla zona colpita, mentre le altre 4 sono in attesa di avere indicazioni per l'eventuale partenza. L'unità mobile in che cosa consiste? La colonna mobile consiste in tutte le attrezzature necessarie per costituire un campo destinato alla logistica e all'assistenza alla popolazione completo di bagni, tende, letti, cucina, quindi tutte le attrezzature necessarie per poter gestire un campo per 250 persone. A disposizione 60 volontari pronti a muovere verso le zone colpite. Quanto tempo vi serve per essere pronti e dare l'ok? Noi abbiamo dato la disponibilità di partire entro il tardo pomeriggio. Il Veneto c'è, adesso aspetta solo l'ok da Roma.